Le linee del nuovo DPCM sono state comunicate, ma per la firma manca ancora il confronto con le regioni. L'Italia è stata divisa per fasce a seconda della gravità del contagio, fasce che determinano misure diversificate di contenimento in una cornice comune che prevede una sorta di coprifuoco serale, la riduzione della capienza sui mezzi pubblici, la didattica a distanza per i ragazzi a partire dalla terza media, la chiusura dei centri commerciali durante il fine settimana. Il Veneto si colloca in una fase intermedia, ma Zaia invita tutti a collaborare per mantenere questo livello con l'utilizzo della mascherina anche con i familiari non conviventi, rispettando distanziamenti e igienizzazione. Noi siamo in una posizione oggi intermedia, nel senso che c'è un'infezione importante, c'è un sistema ospedaliero, considerate che poi i parametri, giustamente tutti noi diciamo l'R con T, ma poi viene parametrato quello grado di efficienza ospedaliera, la qualità delle cure, la quantità e la qualità del testing che una regione riesce a fare, il contact tracing, cioè c'è un sacco di parametri, non fermatevi solo all'1,5, sì, ci sono 21 parametri, ci sono. Di certo non siamo nella fascia rossa, questo è poco ma sicuro, siamo diciamo ai limiti di quella verde, allora se ci hanno catalogato così. Il che non vuol dire far salti di gioia, perché io mi preoccupo, perché se tu vai a dire ai veneti che sei in fascia verde, qua la gente dice, beh, allora è finito tutto. No, dobbiamo ancora iniziare. Ripeto, 1100 persone recuperate e 148 in terapia intensiva. Ancora malumori per l'obbligo dei medici di famiglia di fare i tamponi. All'accusa di usare un tono imperativo, Zaia risponde. Allora la colpa è dei toni del Presidente. Per favore, andate a fare i tamponi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, lo dico veramente, abbiamo forte bisogno. Fate come gli altri 650 vostri colleghi che sono andati a fare i tamponi gratuitamente. E non rovesciate la frittata a noi, non portateci nelle polemiche, perché noi non abbiamo mai cercato polemiche, mai. E ripeto, i medici per noi sono una colonna portante di base, sono una colonna portante della sanità, davanti a gente che soffre. Con il massimo rispetto che abbiamo per i medici di base. Ma vi sembra il momento di stare qui a dire che la regione usa toni arroganti? Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi.